Miss Italia arriva a Milano con Miss Italia Lombardia per il tour del concorso più importante d'Italia. Nonostante l'emergenza Covid, Miss Italia non si ferma. Lo storico concorso, che premia la bellezza italiana dal 1946, non eleggerà la nuova Miss a settembre, ma si prepara a svolgere l'81esima edizione speciale entro l'anno. La situazione che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo ci ha imposto un cambio di scena e di data, spiega Patrizia Mirigliani, la patron di Miss Italia, e continua. Ci ha dato l'opportunità di sperimentarci con un modello di evento innovativo che si svilupperà anche sul digitale. Abbiamo ripreso da poco le selezioni delle migliaia di candidate iscritte, continua Mirigliani, che avevamo bloccato per il lockdown, nel pieno rispetto di tutti i protocolli sanitari nelle diverse regioni. Ora siamo pronti a ripartire, consapevoli delle difficoltà, ma con la freschezza che ci è sempre contraddistinto, puntando a una bellezza ancora più autentica. Del resto, continua Patrizia Modigliani, da quando nel 1996 Miss Italia ha assunto questo nome, il concorso non si è mai fermato e già allora la sua apparizione fu interpretata come uno dei segnali del ritorno alla normalità dell'Italia dopo la fine della guerra. Alessandra Riva, agente regionale di Miss Italia Lombardia, ha ricominciato i casting di Miss Italia proprio in Lombardia per dare l'opportunità alle ragazze di tornare protagoniste delle più belle location lombarde. Giovedì 10 settembre il concorso ha fatto tappa a Milano, al David Lloyd Malaspina, dove si sono presentate 67 concorrenti e dopo vari passaggi davanti alla giuria si sono accreditate per il tour di Miss Italia Lombardia 35 Miss. L'anno scorso il pubblico del Malaspina ha visto vincere per la tappa di Miss Terrazza Malaspina l'attuale Miss Italia in carica, Carolina Stramare, che dopo 29 anni ha così riportato in regione la corona più ambita d'Italia. Special guest e inviate social ad affiancare le Miss sono state Gaia D'Amelio, 21 anni, e Alessia Giukanovic, di 17 anni. Presente al casting anche Martina Pagani, Miss Sorriso Lombardia 2019, e Valentina Spicchiarello, modella. Le tappe di Miss Italia continueranno con Miss Italia Lombardia. Chi sarà la prossima Miss Italia?